24esima edizione della Settimana Internazionale della Critica, organizzata all'interno della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia e dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici. Questa edizione è caratterizzata dalla prevalenza di film provenienti dall'Europa. Una selezione molto composita, molto varia, che ovviamente speriamo che incontri il piacere del pubblico, oltre che degli addetti ai lavori e della stampa. La Settimana Internazionale della Critica, che quest'anno è giunta alla 24esima edizione, ha fondamentalmente due obiettivi. Da un lato cercare di scoprire, individuare e poi proporre criticamente delle opere di registi esordienti caratterizzati appunto dalla ricerca espressiva, dalla perlustrazione di nuove aree tematiche, dalla volontà di fare cinema in un modo nuovo, sia sotto il profilo del linguaggio ma sia anche sotto il profilo dell'atteggiamento nei confronti e del mezzo e della realtà di cui si vuole parlare attraverso questo mezzo cinematografico. Il secondo obiettivo ha invece un carattere prevalentemente socioculturale. In quanto ci proponiamo di svolgere anche attraverso la manifestazione un'azione promozionale per portare i film che noi inseriamo nel programma al maggior numero di spettatori, non soltanto quindi agli spettatori del Festival della Mostra di Venezia o agli spettatori che vedranno questi film successivamente durante la circuitazione qui nel Veneto o a Milano e a Roma, ma anche agli spettatori, ed è questo l'obiettivo di fondo, che a volte riusciamo a raggiungere trovando dei distributori per questo film. Prima di salutarvi, lasciate che Cristiana, io, ma anche Goffredo De Pascale e Anton Giulio Mancino, che non è qui oggi perché è dovuto ripartire, lasciateci ringraziare Francesco Di Pace, che è il delegato della Settimana della Critica. Noi siamo nuovi quest'anno, ma insomma abbiamo avuto un collega prezioso che ci ha aiutato nella scelta di film che spero abbiate apprezzato. Grazie.